Oggi giornata speciale, è una giornata speciale perché si parla della legalità. Adesso noi ci stiamo avvicinando all'auditorio dove ci saranno i dirigenti, diciamo il maresciallo e il generale, che parleranno unicamente di questa legalità sulla mafia, perché noi da 8 anni nella tomba della Francesca Morvillo Chioggia, il gruppo di bersaglieri depone ogni settimana un mazzo di fiori perché era abbandonata. C'erano le sterpaglie, non so perché o per cosa, ci è stato comunicato questo e da 8 anni noi tutte le settimane siamo diciamo in contemporanea con una fioreria e loro mettono i fiori, puliscono la tomba e noi paghiamo. Però paghiamo in quale maniera? Sono dei volontari che ogni mese dona qualcosa per arrivare a tutto questo. E questa giornata della legalità l'ha voluta in particolare il nostro presidente Isidoro Pierregato, che lui crede in questo, ma ci crede veramente. E quindi oggi siamo qui per questo. Grazie. Questa mattina si è tenuta la giornata della legalità e della lotta alla mafia, organizzata dall'Associazione Nazionale Bersaglieri sezione di Venezia. Dopo le cerimonie di rito svoltesi in piazza, che hanno visto gli uomini d'arma sull'attenti all'alzabandiera e alla posa della corona di alloro al monumento ai caduti, si è aperto sul tema un convegno all'Auditorium San Nicolò. Un convegno importante per il tema attuale, la mafia, importante per i convenuti, divise di ogni corpo tra le più alte cariche del territorio, e importante per gli ospiti, non solo i 2 testimoni che hanno portato la loro tragica esperienza raccontandola commossa a una platea, ma anche gli studenti accompagnati dagli insegnanti. Presenti a portare la loro testimonianza il fratello del capitano Emanuele Basile, generale Cosimo Basile, e il maggiore Marco D'Aleo, nipote del capitano Mario D'Aleo, entrambi medaglia d'oro al valor civile e alla memoria, entrambi appartenenti al corpo dei carabinieri, entrambi morti per mano della mafia. Il compito che si prefigge l'associazione è rivolgersi agli studenti per cercare di far capire che il problema mafia non è un problema del passato. La mafia è sempre stata chiamata la piovra perché ovunque ha i suoi tentacoli e ovunque agisce. I regolamenti di conti tra clan rivali riecheggiano ancora sulla stampa, ma non è detto che gli uomini della mafia girino ancora con la lupara. È più facile che si muovano in giacca e cravatta e si infiltrano dove c'è un problema che qualcuno non riesce a risolvere stando nella legalità, dando una credibile ancora di salvezza che poi si trasforma in un cappio al collo. La platea delle classi oggi non sembrava molto coinvolta nel tema e chi ha organizzato il tutto, il presidente dell'associazione, è voluto intervenire sul palco e quasi trattenuto. Si è definito al pari come un carro armato e come un carro armato ha voluto sottolineare il suo disappunto nei confronti dei ragazzi che non si sono resi conto dell'enormità dei fatti che sono stati raccontati, dell'enormità che è tuttora la mafia, e ha chiesto loro scusa per non essere riusciti ad interessarli, promettendo che la prossima volta l'associazione farà di più. Ha poi voluto raccontare un aneddoto per far capire cosa significa essere sotto l'occhio della mafia. Citando Borsellino, morto con Falcone, portando avanti le loro indagini su Cosa Nostra: parlate della mafia, parlatene alla radio, in televisione, sui giornali, però parlatene. La mafia vive nel silenzio e si diffonde nel silenzio, tenendo un profilo basso, ma insinuandosi nella vita di chi è troppo debole, chiedendo poi il conto. L'associazione continuerà a parlarne davanti a tutte le platee che vorranno ascoltare e fare tesoro delle esperienze che hanno sconvolto la vita dei familiari di tanti uomini delle forze dell'ordine. Allora, siamo alla CAM, questa che vedete, questa bestia che vedete è una ragosta da 3 kg. Questo solo per mostrarvi una parte della commercializzazione che c'è da CAM, che praticamente è il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina,
La vetrina è solo una piccola parte, diciamo, del fatturato qui della CAM, che è una delle, diciamo, delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia, ma praticamente all'interno del territorio nazionale. Sono un po' deluso. Sono un po' deluso perché abbiamo lasciato che siano gli adulti che facciano le domande agli adulti. Non va bene. Non va bene, ripeto. Io, che poi sono il responsabile di questo, cercherò la prossima volta di trovare la maniera di destarmi interesse, se è quello il problema. E ve ne chiedo scusa, perché non siamo riusciti nel nostro intento. Perché il nostro intento era proprio invece questo. Perché noi adulti sappiamo e conosciamo il problema. Peraltro gli diamo varie interpretazioni. Invece noi vorremmo che foste voi a interessarvi del problema. Quindi ormai oggi non abbiamo più tempo. Se dovessimo avere altro tempo, vi prego di farci capire innanzitutto dove stiamo sbagliando, o quantomeno di chiedere per conoscere meglio il problema. Perché il problema della mafia è un problema serio. Purtroppo abbiamo sempre dei riferimenti, la Sicilia. No, la mafia non sta solo in Sicilia, anzi, ormai sta dappertutto. È forse la cosa che abbiamo esportato meglio. Ma, per dirvi un piccolissimo problema, io ho fatto il servizio, ma non da uomo dell'ordine, in Sicilia. Sono arrivato in Sicilia, ho preso il comando del mio reparto, dopo 20 giorni a vedere il mio reparto senza poter uscire, senza voler uscire. Un giorno ho detto al mio aiutante maggiore, oggi mi prendo mezza giornata di permesso, e me ne sono andato con la mia macchina. Sono andato dall'altra parte della città dove stavo a fare i rifornimenti. Mi sono fermato, ho abbassato il finestrino. Buongiorno comandante. Io ero 20 giorni che stavo chiuso nella mia caserma. In quella città tutti sapevano già chi era. È una piccola manifestazione per dirvi, non è la fiction e non è la film, la mafia. Quindi interessatevi al problema. Siamo col vice sindaco Daniele Tiozzo Braseola al termine della cerimonia legata alla giornata della legalità e della lotta alla mafia. Sono stati lanciati dei messaggi importanti da condividere, rivolti soprattutto ai giovani. Qualcosa da aggiungere? Sicuramente oggi è stata una bellissima giornata, un'iniziativa lodevole, perché proprio il messaggio che va trasmesso ai nostri ragazzi è quello che può permettere in un futuro di sognare una civiltà dove non ci sia il pericolo di essere privati da parte della mafia, dell'illegalità, della gioia di vivere e della propria dignità come persone. E sappiamo tutti che, come dicevo sul palco, viviamo un momento difficile, un momento nel quale tra le difficoltà economiche che si creano tra aziende, famiglie, l'illegalità e la mafia può seminare, ed è importante soprattutto in questi momenti essere presenti e mandare il giusto messaggio e ricordare le persone che hanno dato la loro vita proprio per contrastare l'illegalità. Ti ringrazio moltissimo. Grazie a voi. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp
Aggiungi in rubrica il numero 329 695 7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. Si è classificata prima tra le Miss Over 55 al concorso Miss Parade Over in Veneto. Si tratta di Raffaella Ballarin, nostra concittadina, titolare dell'autoscuola La Nazionale, cui lavora con il marito. Ha 56 anni e un figlio di 26. A novembre gareggerà a Roma con le altre concorrenti, vincitrici delle selezioni regionali. Allora abbiamo qua la consigliera regionale Erika Baldini a Chioggia. Allora approfittiamo, sappiamo che l'altro giorno a Sant'Anna hai fatto un intervento sull'IRPEF, no? Sì, ho parlato delle difficoltà del momento per qualunque amministrazione. Chiaramente non è un periodo facile per governare o amministrare un comune importante e quindi bisogna fare particolarmente attenzione alle spese e soprattutto dare una mano alle famiglie in difficoltà, a chi non se lo può permettere nemmeno di pagare un'addizionale IRPEF regionale che probabilmente verrà applicata nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e su questo faremo adeguatamente la nostra azione in Consiglio regionale, proprio per bloccare l'ipotesi di portare una addizionale IRPEF regionale sopra i 15.000 euro. 15.000 euro sono una cifra, capite bene, bassissima, sono redditi bassi, quindi anche applicare una tassa di lieve entità su questi redditi non va assolutamente bene. Bisogna fare in modo che le famiglie, quelle più in difficoltà, riescano a sopravvivere in questi momenti che sono duri per tutti, con il caro energia, il caro vita che sta lievitando, che sta aumentando oltre ogni livello immaginabile, quindi bisogna fare attenzione alle spese che ci saranno in questo periodo, anche per quanto riguarda l'amministrazione Armelau. È tornata al Porto dei Saloni la Viking Sky e salperà domani alle 22. Gli ospiti si possono ritenere fortunati visto il clima di cui stiamo godendo e che, se anche non permette di andare alle spiagge, sicuramente consente una bella passeggiata in corso per godere anche del panorama e le bellezze offerte da Chioggia, senza dover necessariamente andare a Venezia, dove si recano molti dei turisti che scendono dalla nave. Anche oggi l'attività portuale nei pressi della nave faceva presagire arrivi e partenze, mentre un battello della Raffaello si organizzava per trasbordare i turisti fino alla vicina Venezia, dando modo ai forestieri di godere del bellissimo panorama offerto anche dalla vicina Pellestrina. Sarebbe un vero peccato però vedere solo una minor parte dei turisti approfittare di fermarsi a Chioggia e godere di tutto ciò che la città può offrire piuttosto che attardarsi a Venezia, la quale è certamente molto appetibile. La città ha bisogno di numerosi interventi per essere migliorata, ma quelli più difficili da mettere in pratica sembrano essere quelli sulla pulizia della città. Dalle deiezioni canine all'olio esausto lasciato vicino ai bidoni, dai vestiti abbandonati fuori dai cassonetti Caritas, ai rifiuti ingombranti abbandonati ovunque, si dovrebbe cominciare ad avere tutti un maggior senso civico in modo da rendere la città più pulita e quindi più bella prima per noi cittadini e poi per chi ci viene a visitare.
Dopo più di un anno dall'approvazione all'unanimità del Consiglio Comunale per lo spostamento dell'attuale caserma da via Caboto al compendio della Barca, qual è la situazione? Siamo andati a chiederlo al consigliere Marco Veronese, in allora vice sindaco dell'amministrazione Ferro, che è stato il catalizzatore di tutta l'operazione, riuscendo a convincere l'intero Consiglio Comunale a votare in favore del progetto. Marco Veronese. La scorsa settimana ho partecipato ad un incontro del sindaco con un dirigente di Roma che gestisce tutte le caserme in tutta Italia e altri rappresentanti di altre istituzioni. Durante la riunione si è fatto il punto della situazione, l'accatastamento è stato eseguito, sono state eseguite alcune modifiche e adesso si passa al rogito. In sintesi, il comune deve cedere al demanio l'area, una volta che l'area verrà ceduta al demanio verrà data ad uso per i vigili del fuoco dal Ministero dell'Interno. Dopodiché il Ministero dell'Interno dovrà pubblicare probabilmente una gara per la progettazione e poi un'altra gara per la realizzazione della nuova caserma. Dunque, se il rogito verrà formalizzato entro dicembre, solamente per il passaggio di proprietà sono stati necessari ben più di 12 mesi.